Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Uno dei simboli della siccità di questa estate è il Gorgazzo in secca. Nella pozza che richiama i turisti a Polcenigo c'è pochissima acqua, mentre il torrente è totalmente all'asciutto. Ne abbiamo parlato con il sindaco Mario Della Toffola. Il Gorgazzo, simbolo di Polcenigo, è in secca costante. La pozza è ai minimi storici mentre il torrente è diventato praticamente una strada. Una situazione quasi surreale che non si vedeva dal 2003, quando il torrente restò senza acqua da marzo a settembre. Sicuramente vedere il Gorgazzo in secca così prolungata è un colpo d'occhio un po' strano, diventa quasi un motivo di curiosità proprio vederlo in secca, tant'è che ci eravamo abituati a vederlo con tanta acqua, perché sono stati anni, soprattutto tra il 2014 e il 2015, con le falde molto, molto alte, mentre quest'anno purtroppo la situazione si è aggravata con questo caldo precoce già alla fine del mese di maggio, con delle secche temporanee, poi un piccolo ritorno dell'acqua, ma poi si è aggravata la situazione con questa siccità e questo scarso apporto di acqua appunto dal massiccio montano. E pensare che in estate le persone vanno al Gorgazzo a cercare refrigerio, ma quest'anno panorama e temperature sono totalmente diversi. A Boeris di Magnano in Riviera, il luminare Giuseppe Morosin ha parlato di quanto le api siano importanti per tutelare l'ambiente e quanto appunto siano fondamentali, animali che sono delle vere e proprie sentinelle della biodiversità. Grazie della linea, sono con Giuseppe Morosin, si è appena concluso un convegno dedicato all'apicoltura, siamo a Boeris di Magnano in Riviera. E allora Morosin, dobbiamo dire, le api sono in pericolo o no? Certamente sono in pericolo perché hanno una sensibilità unica e percepiscono prima di noi tutti i cambiamenti atmosferici di queste stagioni che stanno cambiando veramente gradualmente e per loro è una vita diversa perché le piante reagiscono in modo diverso, i fiori fioriscono in modo diverso e di conseguenza loro vivono su questo habitat e lo sentono. Che stagione sarà? Sarà una stagione migliore di quelle che abbiamo passato, le ultime due passate, perché veramente sono state drammatiche. Questa è una stagione in cui c'è stato un po' di raccolto, un po' di scorte se le sono fatte e riusciamo a gestirle meglio. Ecco, però dobbiamo dire che qualche pianta si è seccata e quindi ci sarà meno produzione. Sì, hanno avuto una produzione a vallate, a nicchie, dove si è conservato un microclima particolare, loro hanno continuato a lavorare bene. Dove invece il sole ha bruciato un po' tutto, è logico che anche di conseguenza il loro raccolto è stato negativo. Ecco, dobbiamo parlare di biodiversità e parliamo di questa casetta. Sì, questa è un'arnietta da fecondazione, qua viene inserita una cella reale che è una regina che sta per nascere e praticamente c'è tutta la fase della nascita e della fecondazione della regina. La regina in questo caso si feconda con 4-5 voli nuziali e con altrettanti fuchi, anche 6-7 a volte, e torna sull'alveare. Ecco, in questo caso le api sono tranquille, anche se le abbiamo portate stamattina da Crespano del Grappa, le abbiamo portate qua e vedete che le possiamo trattare con delicatezza. Loro si stanno orientando in questa parte di territorio, hanno capito che hanno cambiato casa e quindi abbiamo sviluppato in questo modo l'Ape Pet didattica, cioè la comunicazione diretta con le api. È stata bellissima questa opportunità che ci avete dato in questo convegno. Ecco, possiamo dire perché in questo momento le api non attaccano? Non attaccano perché il nostro approccio è quello giusto, è quello comunicativo giusto, non hanno motivo di attaccare. Chiaramente
bisogna conoscere bene, non fare questo diciamo in modo avventato, ma meditato, ragionato, come lo stiamo facendo noi, che riusciamo a capire bene cosa stiamo facendo, la storia di queste api, da dove provengono, le ho allevate io, le conosco bene, hanno una selezione di docilità particolare. Veramente in 10 secondi le api spiegate ai bambini. Le api spiegate ai bambini sono qualcosa di magico. Già loro hanno questa curiosità e ce l'hanno dentro. Io li vedo quando vengono in visita in fattoria didattica all'alveare del Grappa, hanno questa carica e si vede subito quelli più sensibili, più predisposti ad avvicinarle, a conoscerle, a sviluppare questa curiosità grandiosa. Ecco, Giuseppe, le api l'abbiamo visto come si spiegano ai bambini che devono essere avvicinati, riavvicinati alla natura. Certo, sono sempre di corsa. Questi bambini corrono sempre più veloci e noi li dobbiamo aiutare a fermarsi un attimo, a capire chi sono, cosa stanno facendo, dove sono. E questa è la sfida degli insegnanti e direi anche dei genitori. Aiutate questi bambini a capire chi sono e dove sono. Grazie a Giuseppe Morosin, è veramente tutto da Boeres di Magnano in Riviera, a voi la linea. Gianrico Carofiglio ha presentato il suo ultimo romanzo, Rancore, agli incontri con l'autore con il vino di Lignano. Un'investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza, un folgorante romanzo sulla colpa e sulla redenzione. È Rancore, il nuovissimo romanzo di Gianrico Carofiglio, che l'autore ha presentato al Pala Pineta nel Parco del Mare, agli incontri con l'autore con il vino promossi dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito. Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso. Cause naturali, certifica il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex PM, con un mistero alle spalle e un presente di quieta disperazione. Come è morto davvero Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare la magistratura? L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna un'avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere e un personaggio epico, dolente, magnifico. Il titolo di questo romanzo è Rancore, non è stato facile farlo accettare alla casa editrice perché è un titolo difficile, però è davvero il tema che attraversa tutto quanto il romanzo in forme diverse, con diverse declinazioni. A un certo punto la protagonista dice il rancore è sottovalutato ed è vero, perché il nostro mondo è attraversato da ondate di rancore e capire la natura di questo sentimento tossico è in generale importante. In questo romanzo, che alcuni giustamente definiscono crime o poliziesco, io preferisco collocare un'etichetta di mia creazione, che è romanzo di investigazione. Sembra la stessa cosa e forse lo è, ma a me piace la parola investigazione perché allude all'investigazione criminale che nel romanzo c'è una storia investigativa di tipo classico, ma c'è soprattutto, ed è quello che mi interessa di più, l'investigazione sull'animo umano, la ricerca interiore soprattutto della protagonista, che in qualche modo è specchio di quello che accade nel mondo fuori, il racconto di se stessa agli altri, ma prima ancora il racconto di se stessa a se stessa. 40 anni fa in Spagna, in un indimenticabile finale contro la Germania, l'Italia diventa campione del mondo. Ma dov'era ciascuno di noi? Sentiamo l'Amarcord raccolto da Daniele Paroni a Grado. Senta, esattamente 40 anni fa, dov'era quando l'Italia di Berzot conquistò il mondiale? Al mare, penso. Che ricordi ha di quel giorno? Ho visto una replica su telegiornale. Quindi non si ricorda nettamente? Nettamente no, dopo ho rivisto tutti i gol 50 volte, ho rivisto tutta la partita, ma è stato un grande momento per l'Italia. Quando Pablito Rossi segnò tre gol contro il Brasile, ero a Grado, lavoravo, avevo una paninoteca, che si chiama ancora adesso Il Panino, ma non è più una paninoteca. E niente, un amico di Trieste che faceva la miticultura
un certo Eddie, mi ha portato per regalo quel giorno un bel sacchetto di dondoli. Ci siamo fatti una scorpacciata io e la mia compagna dell'epoca, una bella scorpacciata di dondoli, una bella bottiglia di prosecco e via, mi giro per grado a far casino. E poi mi ricordo benissimo quell'anno lì del mondiale, perché c'era il silenzio stampa. La nazionale italiana si era messa in silenzio stampa, compreso Berzot, tutti quanti. C'era solo, mi sembra, Zoff che ogni tanto diceva qualcosa. E io quella volta avevo chiamato rete 102.5 per parlare di questa cosa qua e mi hanno collegato, c'è un ricordo bellissimo di quel momento là. Signora, 40 anni fa, dov'era quando l'Italia vinse il mondiale? Qui a Grado ero e ci tuffavamo nella fontana che c'era di fronte alla diga per la felicità. Quante volte si è tuffata nella diga? Oddio, questo non posso dirglielo, non mi ricordo, ma è stata una festa grandissima. È ancora tifosa della nazionale? Ma ovviamente sono fiera di essere italiana. E il calciatore dell'epoca che si ricorda nitidamente? Io sono molto vintage, per cui Rivera, Mazzola. Quelli erano ancora prima. Ancora prima, sì, sì. Senta, così col vassoio in mano le chiedo, anno 82 l'Italia vince il mondiale. Sì. Lei se lo ricorda? Purtroppo non ero ancora nato, sono dell'86. Però le hanno riportato... Certo, me l'hanno riportato, quindi deve essere stata una grande emozione. Lei è un tifoso? Sì, un po' disaffezionato ultimamente dalla nazionale, a parte gli europei, però sono un tifoso, sì. Senta, dov'era quella sera, quella mitica sera dell'82? Ma penso davanti alla televisione. Ha esultato? È uscito in strada a festeggiare o no? No, ho esultato a casa, ma non è che non sono uscito a festeggiare con... fanno tanti, sì. Senta, quella non era una nazionale, era la nazionale. Era la nazionale che gli italiani volevano, insomma. Signora, quella sera dell'82 di luglio, l'11 luglio, dov'era? Ero in macchina con una vicina di casa, era una bambina che ammiravo tanto all'epoca perché lei invece era una giovane donna e siamo andati a festeggiare con la bandiera dell'Italia sulla sua 500 Cabrio. Dov'era? Al Lido di Camaiore, in Versilia, dove abito e vivo normalmente. Era un altro calcio? È cambiato qualcosa secondo lei? Ma un'altra Italia? Ecco, sul calcio mi astengo da rispondere perché sono proprio digiuna. Sull'Italia sì, era un'altra Italia. Noi siamo in chiusura, ma vi ricordo che l'informazione ritornerà nuovamente in diretta alle 16:30. Buona giornata.